Il team sanitario della Regione del Veneto, specializzato in emergenze su macerie, ha completato ieri mattina presso la sede della centrale operativa del SUAM 118 dell'USLS 3, Serenissima, sede della caserma dei Vigili del Fuoco di Mestre, le procedure per una potenziale partenza per le aree colpite dal terremoto in Turchia. Sono state verificate e imballate tutte le attrezzature tecniche e medicali in attesa del TASC, l'assegnamento della missione, che potrebbe arrivare da parte della Protezione Civile Nazionale, la quale sta coordinando gli interventi. Il team è composto da medici e infermieri che, come in altre occasioni, si muovono in coordinamento con i vigili del fuoco nell'ambito del programma Urban Search and Rescue, USAR, che si attiva laddove eventi catastrofici o gravi calamità naturali rendono necessario recuperare feriti e vittime in un ambiente urbano colpito da terremoti, crolli o altre situazioni emergenziali dove l'attività sanitaria deve svolgersi in aree ad alto rischio. L'obiettivo di questi professionisti è prestare il primo soccorso alle persone salvate dalle macerie, stabilizzarne le condizioni cliniche e metterle nelle condizioni di essere trasportate al più vicino ospedale. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.